Accendi! Alza bandiera! Teatro! Seminari, riposo! Avanti corona! Seminari, attenti! Onore ai tutti i caduti di tutte le guerre! Preghiamo. Benedetto sei tu, o Dio, Padre, sorgente di speranza e di vita, che trasformi l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi, illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tutti i segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti ottengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Signore. Lui regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Seminari, riposo! Permettete, alle 3 non l'ho fatto perché eravamo in meno. Dico due parole perché è una giornata importante ed è il discorso più o meno che farà anche la sindaca in centro a Milano. Care concittadine e concittadini, rappresentanti delle forze armate, rappresentanti delle associazioni combattentistiche, chi è presente e chi non ha potuto esserci per le disposizioni anti-pandemia. La giornata dell'unità nazionale e delle forze armate è da oltre 100 anni un momento di ricordo e raccoglimento. Da un lato è l'esercizio della memoria rispetto alla complessità e alla difficoltà del percorso che ci ha portato ad avere il bellissimo paese in cui viviamo. Un percorso passato per sacrifici, guerre, come la Prima Guerra Mondiale, al termine della quale questa festa, che muta la sua data da quella dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti, fu istituita per la prima volta. Ci sono state lotte di liberazione e ancor prima per l'indipendenza. Dall'altro è momento di riflessione su quanto abbiamo, la celebrazione dello spirito che accomunava tutti quegli sforzi, e cioè la costruzione di una casa sicura, equa, aperta e unita per tutti noi. Mai come oggi, negli ultimi decenni, questa giornata è stata carica di significato. Mai come oggi viviamo l'importanza dell'unità nazionale, un'unità in senso ampio che trascenda gli aspetti territoriali o istituzionali. Unità di fronte al pericolo, unità di spirito e di intenti per farvi fronte. Non può che essere così in questo 2020 tanto strano. Il nostro sguardo infatti è rivolto con particolare attenzione al presente. È nel presente della lotta al Covid l'espressione dell'unità nazionale che l'espressione dell'unità nazionale assume anche e soprattutto il significato di tutti gli sforzi fatti da tutti i cittadini per contrastare la pandemia. Potrebbe sembrare retorica, ma ce ne siamo resi conto tutti
fin dai primi giorni. Per vincere serve una risposta unita, coordinata, organizzata di ogni parte del Paese. Qualcuno ha detto che non ci si salva da soli, siamo tutti nel sistema. Nella distanza che ci impongono le misure sanitarie abbiamo saputo stringerci, soffrire durante i mesi della quarantena, soffrire di fronte alle migliaia di morti provocate dal virus, soffrire i primi morsi delle difficoltà economiche dovute al lockdown, e c'è tanta gente che soffre per questo. Abbiamo rivisto un po' di luce durante l'estate, vissuta con spirito più leggero, ma ora dobbiamo tornare a compattarci, in quel senso di responsabilità che in primavera ci aveva permesso di ottenere importanti risultati. Sarebbe imperdonabile spezzare quel cordone di solidarietà e impegno che ci ha legato nei mesi più duri, perché anche questi che viviamo ora sono giorni duri, ce lo confermano purtroppo i dati clinici preoccupanti e le recenti disposizioni emanate dal governo. Il fatto che noi in Veneto abbiamo ancora la fortuna di essere zona gialla, sia chiaro, non deve illuderci o farci abbassare la guardia. Deve essere invece uno stimolo a non peggiorare la situazione. Purtroppo il rischio è sempre lo stesso, l'avversario non è cambiato, non è meno pericoloso. E la nostra risposta unita deve essere la medesima, attuatasi attraverso gli strumenti che abbiamo imparato a conoscere, e cioè distanziamento sociale, mascherina, precauzioni igieniche, osservanza delle prescrizioni che ci vengono fornite anche a livello locale, ma soprattutto il rispetto per l'altro, la volontà di proteggere il nostro prossimo, specie chi è più debole, che poi è il senso ultimo e più alto del concetto di Stato e di unità nazionale. Il 4 novembre è dedicato anche alle Forze Armate, una componente fondante dello Stato, in tutte le sue declinazioni, e mai come in questo momento abbiamo visto che le Forze Armate possono essere utili anche in un momento di pace. Lo vediamo tutti i giorni quello che stanno facendo nei nostri ospedali, nei nostri territori. È un aiuto e un sostegno alla popolazione. E chiudo. Una delle immagini più iconiche del 4 novembre è l'omaggio al milite ignoto presso l'altare della patria, dove quel corpo senza nome fu tumulato proprio il 4 novembre del 1921. Credo di interpretare il sentire comune dicendo che quest'anno, accanto al commosso ricordo per tutti i nostri caduti di tutte le guerre, di cui il milite è simbolo, non potremo che rivolgere un pensiero anche a tutte le persone che ci sono state strappate in quest'anno dal Covid-19. Il loro ricordo deve essere la forza che ci aiuta a mantenere salda l'unità di cui abbiamo estremo bisogno oggi. Grazie a tutti. Lagunari, attenti! Per i nostri caduti! Lagunari, saluta la voce! San Marco! Riposo! Sciogliere le file.